L'emergenza Covid e i dazi imposti dall'ex presidente Trump non hanno scalfito il valore del mercato statunitense per l'export dei prodotti sardi. Nel 2020 ammontano a 118 milioni di euro, esclusi i prodotti energetici, le esportazioni del settore manifatturiero sardo, 85 dei quali provenienti da piccole attività. Numeri in lieve calo del 4,1% rispetto al 2019, ma che lasciano saldamente gli Stati Uniti al primo posto per l'esportazione del manifatturiero. A dirlo Confartigianato Sardegna nell'ultimo report elaborato su dati Istat sulle esportazioni sarde. La provincia che ha esportato di più nel 2020 è quella del nord Sardegna, con 54 milioni di euro di prodotti, 50 dei quali prodotti da piccole imprese. Seguono Cagliari con 32 milioni di prodotti e Nuoro con 12 milioni, esclusivamente dalle piccole imprese. Chiudono la classifica Oristano e Sud Sardegna, entrambe con 10 milioni di prodotti. I più esportati sono i prodotti dell'agroalimentare, manufatti in legno e metallo, pelletteria, abbigliamento e tessile. Dunque, nonostante le limitazioni dettate dalla politica trumpiana, l'export sardo negli USA regge. Ma tra i vari prodotti esportati, quello il cui futuro preoccupa di più, anche perché è un settore particolarmente sensibile agli scambi commerciali, è l'agroalimentare. L'elezione del presidente Joe Biden e la sua idea di apertura commerciale al resto del mondo, commentano il presidente Confartigianato Imprese Sardegna Antonio Mazzuzzi e il segretario Daniele Serra, pone le condizioni per superare i dazi aggiuntivi USA che hanno colpito anche le nostre esportazioni agroalimentari. Auspichiamo che la nuova amministrazione americana segni un ritorno al dialogo e al multilateralismo. Occorre sorpassare l'incubo dazi doganali e ampliare invece le opportunità di creare ricchezza attraverso l'export.